Mercoledì 25 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Fra poco da Lorena per leggere i fatti più importanti sui quotidiani regionali, ma intanto c'è una notizia dell'ultima ora. Un'ordinanza cautelare nei confronti di 8 persone è stata eseguita nelle province di Catania e Pavia da 80 finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo etneo nell'ambito di un'operazione antimafia che è coordinata dalla Procura distrettuale con 20 indagati. Il provvedimento emesso dal GIP dispone misure cautelari personali e reali ed ipotizza a vario titolo i reati di associazione mafiosa, estorsione, ricettazione, detenzione di armi, ancora trasferimento fraudolento di valori e spaccio di sostanze stupefacenti, tutti aggravati dal metodo mafioso. I particolari di questa operazione saranno resi noti nel corso della mattinata alle 11 chiaramente dalla Procura. Adesso invece ci occupiamo e torniamo al mistero sulla morte della giovane hostess palermitana avvenuta a Vienna, che è precipitata dal balcone del suo appartamento. Sono negativi intanto gli esami tossicologici, è stato interrogato il fidanzato, per la famiglia che ha presentato 2 denunce, sono troppi i punti da chiarire. Sono negativi gli esami tossicologici fatti su Aurora Maniscalco, la 24enne hostess palermitana, caduta dal 3° piano del suo alloggio e morta lunedì a Vienna. Lo hanno appreso alcuni familiari che non credono affatto al suicidio. Raccontano che Aurora era stata a Palermo a maggio e non era affatto depressa. Voleva iscriversi a un corso di tedesco e aveva progetti. I parenti della ragazza confermano che l'hostess e il fidanzato litigavano spesso. Non sappiamo però, spiegano, quali fossero i motivi. La 24enne lavorava per Lauda da poco, era residente nella capitale austriaca in compagnia del fidanzato, un 27enne assistente di volo, ma per un'altra compagnia, che è stato sentito un paio d'ore dagli investigatori. L'uomo avrebbe confermato di avere litigato con Aurora e ha dichiarato che improvvisamente la fidanzata si sarebbe lanciata nel vuoto. Intanto i familiari di Aurora si trovano a Vienna, dove hanno presentato denuncia in commissariato, così come hanno fatto anche a Palermo. Tanti perché per questa famiglia che non ha più lacrime da versare, a partire dal profilo WhatsApp di Aurora. Perché non c'è più la sua foto? Perché non si vede l'ultimo accesso? Secondo quanto si apprende, il fidanzato della vittima, con il quale conviveva a Vienna, era con lei durante la tragedia. E allora perché, si chiedono, la casa non è stata sequestrata? E ancora, perché non è stata disposta l'autopsia? L'esame autoptico infatti è stato chiesto dal legale della famiglia insieme al sequestro dell'alloggio e all'analisi dei cellulari e di tutti i dispositivi in uso alla vittima. Non vogliamo puntare il dito contro nessuno, dichiara il legale della famiglia, ma su questa vicenda riteniamo legittimo che ci siano aspetti da chiarire. Sono tanti i perché su questa vicenda. Sì, la collega ne ha elencati alcuni, ma sono ancora tanti e questa notizia è su tutti i giornali, non solo quelli regionali, ma anche ovviamente su quelli nazionali. Le andiamo a leggere sulla stampa ed ecco qui fra le varie stranezze come le definisce. Da verificare l'intensità delle liti tra i 2 fidanzati, le ragioni del temporaneo trasferimento a Praga, poi il rientro a Vienna, città che Aurora aveva già scelto perché l'aeroporto di Schwechat e l'hub della compagnia Lauda Europe, diversa dalla Lauda Air fallita oltre 10 anni fa. E poi il cellulare della hostess che è rimasto in mano al fidanzato, che domenica, dunque ore e ore dopo, lo ha consegnato al fratello di lei. Non si vede più la fotoprofilo, questo l'abbiamo detto, non si può controllare l'ultimo accesso a WhatsApp come invece si poteva fare prima che lei volasse dal 3° piano della palazzina. L'autopsia potrebbe servire per verificare se ci siano altre lesioni sul corpo della ragazza non dovute alla caduta, mentre i primi esami eseguiti, quelli tossicologici, sono negativi. Aurora non era drogata, cosa che magari avrebbe potuto far pensare alla somministrazione di sostanze per renderla incapace di reagire ad un'eventuale aggressione. Da hostess amavi volare, scrive sui social Francesco Paolo Maniscalco, ora sei volata in cielo dritto nelle braccia di Dio. Altra vicenda che vede coinvolta una giovanissima, anzi giovanissima, a Catania. Si cerca la pistola che ha ferito una ragazza di 18 anni a Nesima. Un tragico gesto del compagno minorenne. Sullo sfondo c'è il disagio giovanile che soffoca le periferie tra abbandono e anche illegalità.
Una pistola che ancora non si trova, una fuitina come da tradizione della Sicilia di un tempo, una bugia per amore, forse per paura, per coprire un gioco finito male, anzi malissimo, con lei che perde la vista da un occhio a causa di un colpo esploso per gioco. Un gioco pericoloso che esprime tutto il disagio sociale che c'è dietro questa storia. La cronaca è degli scorsi giorni: una 18enne viene ferita al volto da un colpo di pistola partito accidentalmente dal compagno minorenne. All'inizio si parla di una pallottola vagante, ma la verità viene presto a galla. I due vivevano insieme in un appartamento occupato abusivamente nel quartiere di Nesima. Lui maneggiava una pistola giocattolo modificata, diventata letale. Ecco cosa succede quando l'infanzia finisce troppo presto e il contesto sociale accetta che una ragazza di 18 anni vada a convivere con il fidanzatino di 14 anni. Questa l'età del ragazzo che pochi giorni dopo l'accaduto ha compiuto 15 anni. È già noto alla procura perché proveniente da un contesto sociofamiliare disagiato e affidato al servizio sociale del comune di Catania per l'attuazione di un progetto educativo nell'ambito di un procedimento civile per la decadenza della responsabilità genitoriale. Succede che l'amore diventa una fuga, la scuola si abbandona, le case si occupano, le armi si modificano e le bugie a volte cercano di coprire l'inevitabile. A Catania, come in molte periferie italiane, il disagio giovanile è diventato una bomba silenziosa. Intanto le indagini dei carabinieri continuano, l'inchiesta è passata alla procura dei minorenni. Allora, vediamo, anche questa è una notizia che coinvolge giovani, giovanissimi, anche la prossima notizia è legata a questi ragazzi troppo giovani, addirittura minorenni. Sì, lo scenario è questo sparo partito accidentalmente dopo la fuitina. Stiamo leggendo il titolo del quotidiano La Sicilia. Il 16enne compagno della ragazza colpita accidentalmente è indagato per lesioni ed armi, ma in questo scenario che ci ha fatto la nostra Eva Spampinato si inserisce anche il dettaglio dell'utilizzo delle armi con una età che si abbassa sempre di più. La ricostruzione che fa Laura Di Stefano è che questo ragazzino forse si pavoneggiava di avere finalmente la sua pistola personale, che aggiungiamo è diventata uno status symbol. L'aveva messa sul tavolo come un trofeo, un'arma a giocattolo modificata già pronta a sparare. Mentre la stava per posare è partito il proiettile caricato in canna che ha colpito in faccia la sua fidanzatina. Forse l'arma non si trova, l'abbiamo detto, forse il ragazzino l'ha affidata a qualcuno, l'ha gettata da qualche parte per disfarsene, pare che l'avesse acquistato, comunque procurata da pochi giorni, e che se la portasse dietro appunto come un trofeo, perché oggi avere un'arma alla cintola vuol dire essere grandi, quasi a voler simulare uno dei baby gangster della serie cult Gomorra. Lui che a 16 anni aveva deciso di andare a vivere con una giovane di 18 anni. Adesso ad Acireale, dove ancora sono i giovanissimi protagonisti, sono stati chiariti comunque dagli investigatori le modalità e anche le responsabilità di una maxi RIS che si è praticamente sviluppata in pieno centro, in piazza Duomo. La polizia ha denunciato 4 ragazzi che hanno aggredito 2 egiziani per una vicenda amorosa. Una vendetta amorosa. Sarebbe questa la causa della maxirista scoppiata ad Acireale giovedì scorso nei pressi di Piazza Duomo. 4 giovani accesi, 2 ventenni, un 19enne e un 21enne, sono stati identificati e denunciati per lesioni aggravate in concorso e porto illegale di oggetti atti ad offendere nei confronti di 2 egiziani. Alla base della spedizione punitiva, una frequentazione avviata da uno dei 2 stranieri con una ragazza di Acireale a cui era interessato anche uno dei giovani aggressori. Secondo il racconto di alcuni testimoni, la violenza si è sviluppata in pochi minuti, in pieno centro, quando dalla vicina via Davì è arrivato il gruppo composto da 20 ragazzi che si è scagliato contro uno dei 2 egiziani che si sono dati alla fuga. Gli aggressori non hanno desistito e si sono messi alla ricerca dei 2 coetanei, individuandoli in Corso Umberto. Lì si è consumata la scena violenta che vediamo in queste immagini registrate con un telefonino. Per difendersi, uno dei giovani aveva in mano un palo in metallo della segnaletica stradale provvisoria nel tentativo di tenere distanti
gli aggressori. Il giovane ha immediatamente messo il palo a terra non appena è intervenuta la polizia. I due aggrediti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera, dove a uno dei due è stato riscontrato un trauma cranico, ferite all'emitorace e all'addome con prognosi di 15 giorni. Sono al vaglio degli investigatori le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per individuare gli altri responsabili dell'aggressione, ai quali potrebbero essere applicati anche provvedimenti amministrativi come il DASPO urbano. Torno da te, Lorena, anche questa è una vicenda che coinvolge, come dicevo prima, sempre i giovani. Sì, il movente più o meno è stato individuato, è quello, rissa per una vendetta amorosa, scrive il quotidiano La Sicilia. C'è stata una vera e propria caccia agli stranieri da parte di questo branco di giovani locali, scaturita appunto dalla frequentazione, quindi una sorta di vendetta amorosa. In più possiamo aggiungere, ad avere la peggio è stato il più giovane, raggiunto da un violento colpo al capo, calci e pugni al torace. Ecco, questa è la novità, che è stato salvato dall'intervento del titolare di un esercizio commerciale in cui il malcapitato si era rifugiato, quindi c'è anche quest'altra acireale. L'altro giovane invece ha recuperato un palo di metallo e, brandendolo contro gli aggressori, è riuscito in qualche modo a difendersi e a tenerlo a distanza. Poi sono arrivati la polizia, i poliziotti, gli aggressori sono fuggiti e il giovane egiziano si è lasciato identificare senza opporre resistenza. Dalle testimonianze poi gli investigatori hanno chiuso il cerchio attorno al gruppo di aggressori, almeno 20, quindi 20 contro 2, più quelli che avrebbero assistito alla scena senza prendere parte attiva. In un senso si sono limitati, come abbiamo visto, a riprendere con il video per poi magari diffonderlo sui social, il video che vi abbiamo appena mostrato. E adesso invece torniamo ad occuparci del Basian. Dopo lo scafo è stato recuperato anche l'albero del veliero affondato il 19 agosto dello scorso anno. La Procura di Termini Imerese adesso spetta il compito di chiarire le cause della tragedia. L'abbiamo visto tremolante nella bufera prima che si inabissasse in pochi secondi. A distanza di un anno l'albero del Basian, il veliero naufragato a Porticello il 19 agosto scorso, è stato riportato a galla, i diversi tronconi in cui era stato tagliato legati a dei palloni. Un elemento fondamentale per le indagini, perché secondo alcuni esperti l'altezza eccezionale, 75 metri, e la presenza di un solo albero possono aver diminuito la resistenza alle raffiche di vento. Adesso verrà collocato nel cantiere di Termini Imerese, che già ospita lo scafo recuperato. Solo tra 15 giorni i periti potranno entrare all'interno per scongiurare la presenza di gas tossici prodotti durante la lunga immersione. Nel frattempo verrà svuotato il serbatoio con 18.000 litri di carburante. Ad un primo esame non sono state trovate falle nemmeno nella parte adagiata sul fondale. Portelloni e boccaporti erano chiusi. Resta quindi il mistero sul punto da cui è entrata l'acqua. Misteri e teorie su cui la Procura di Termini Imerese è chiamata a fare chiarezza, individuando le cause di una tragedia che ha fatto 7 vittime, tra cui il proprietario del mega yacht Lince e la figlia 18enne. Le ipotesi vanno dall'errore umano a quello di progettazione. In 3 sono indagati per omicidio plurimo e naufragio colposo, a partire dal comandante. In ballo ci sono risarcimenti da circa 150 milioni di euro. Una storia, un intrigo internazionale in certi momenti è sembrato sì, anche assolutamente sì, con tutte queste teorie che circolano anche di spionaggio. La Sicilia titola "L'albero anomalo del Basian riportato a galla". Perché anomalo? Perché secondo un'inchiesta del New York Times il superalbero di 72 metri rappresentava un'anomalia rispetto alle altre barche della stessa classe che montano 2 di dimensioni più contenute. Documenti tecnici e simulazioni hanno evidenziato come l'albero sproporzionato e altre criticità strutturali potessero rendere il Basian vulnerabile durante una tempesta, portandolo al ribaltamento in pochi minuti. Ricordiamo, 15 persone a bordo quella notte sono sopravvissute, mentre altre 7 sono rimaste intrappolate all'interno del veliero. Una tesi, quella del quotidiano americano, che non va a genio a Giovanni Costantino, CEO di Italian Sea Group, che ha acquistato Perini Navi, il quale sostiene che se gestito correttamente il Basian sarebbe stato inaffondabile. Naturalmente tutto questo poi va a interessare i risarcimenti danni, si parla appunto di un giro di 150 milioni di dollari e quindi la causa sarà determinante anche da questo punto di vista. Possiamo andare avanti con adesso le altre notizie dei giornali.
Sì, allora ricominciamo dalla prima pagina del quotidiano di Catania, la Sicilia, appunto in taglio alto, guerra e pace, lo vedremo poi nella rassegna dedicata agli scenari internazionali, e poi troppi perché attorno alla morte della hostess palermitana, e ancora c'è un report nazionale sui giovani e la droga e allarme antidepressivi, cantiere comunale fermo nel Nissene, il sindaco denuncia non trovo operai. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del Giornale di Sicilia, che invece dedica l'apertura al bonus ai medici di frontiera. Parliamo di fino a 1.000 euro al mese in più per operare nei pronto soccorso di periferia, che come sapete vengono abbandonati perché troppo pericolosi, ma anche il lavoro troppo stressante dai medici. In concreto ai medici del pronto soccorso già in servizio o quelli che saranno assunti entro fine anno andrà un bonus di 12.000 euro lordi all'anno, che insomma devo dire che possono essere anche interessanti. Il quotidiano di Messina, la Gazzetta del Sud, ancora riporta la notizia della hostess morta a Vienna, ma anche sul messinese TIR, il porto, parliamo del porto di Messina insabbiato, e l'odissea del dragaggio, davvero un'odissea perché se ne parla ormai da tanti anni. E poi vediamo la prima pagina del tomo di Palermo di Repubblica, ancora con il giallo della morte della hostess, ma poi di spalla abbiamo l'attacco al fotovoltaico da parte di Lombardo. Lo andiamo a vedere tra poco nel dettaglio, mentre sull'inchiesta per corruzione che ha coinvolto il presidente dell'Arse Galvano, ieri c'è stato il silenzio ma anche l'imbarazzo dei componenti dell'Arse. Lui dice ho il magone. Prima seduta di Sala d'Ercole dopo le notizie dell'indagine, imbarazzo tra i deputati, sequestrati i quadri d'autore al centro del ramo di questa inchiesta. Questo l'abbiamo detto. Vediamo adesso l'attacco di Lombardo. Isola invasa dai pannelli. Ha pubblicato un post contro la distesa di impianti nella regione. Un assalto al territorio, l'ha definito Raffaele Lombardo, ex governatore, parole molto forti. Il fotovoltaico sta distruggendo i terreni di Sicilia a vantaggio dei privati delle multinazionali stranieri. Un attacco al governo dal quale però arriva una replica affidata ai tecnici. Il via libera a quegli insediamenti viene dato dall'assessorato all'energia, assessorato fra l'altro guidato da Paolo Colianni, che è proprio un uomo di Lombardo, arrivato al posto di un altro fedelissimo autonomista, Roberto Di Mauro. Non di meno, Lombardo continua, siamo circondati, fotovoltaico ovunque, i migliori e più fertili e pianeggianti terreni saranno coperti da pannelli, la piana di Catania sarà occupata, uno scempio. E Lombardo ha allegato anche alcune foto della campagna del catanese, e qua vediamo tra l'altro una distesa di pannelli fotovoltaici nelle campagne. Parlavamo poi di questo allarme per droghe e antidepressivi, è un report annuale del Parlamento. La cannabis resta la sostanza psicoattiva più diffusa in Italia ed emerge il significativo aumento del principio attivo, il THC, nei prodotti a base di hashish, la cui potenza però è quadruplicata. Pensate, nel 2016 era del 7%, è diventata il 29% nel 2024, quindi ben 4 volte più. E poi c'è anche in crescita il gioco d'azzardo e l'uso di antidepressivi tra i giovani. E qua siamo ancora su Repubblica. Dragotto dagli incarichi ai sospetti perché della lite con Schifani, dietro la rottura tra il governatore e la coppia di imprenditori, gli eventi di beneficenza e i contributi pubblici. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del parte dedicata a Catania, del quotidiano di Catania, dedicata alle elezioni e il rinnovo del nuovo rettore dell'Università di Catania. C'è stata una novità nella serata: Nicotre e Baglio si sono ritirati, sosteniamo la corsa del professore Foti. La svolta è arrivata nella tarda serata di ieri, domani il voto sarà quello finale. E qui appunto vediamo le stime. È stata ieri una giornata di telefonate, incontri carbonari, polpette avvelenate lanciate all'indirizzo dei cronisti, forse per depistarli. La maggior parte delle ipotesi, tranne quella più scontata, si sono arenate contro questo testo firmato da Nicotre e Baglio, che parlano di intensi mesi scanditi da incontri e riflessioni congiunte per concretizzare quel cambio di passo verso un'università efficiente a cui tutti aspiriamo. E questo succederà e si concretizzerà
concretizzerà domani. E poi vediamo invece una vicenda di cui ci siamo occupati la estate scorsa, la ricorderete tutti sicuramente a Catania, quella ragazza che era stata data a fuoco da due donne per una rivalità, una lite fra due ragazzine. Una lite tra ragazzine scoppiata sui social per un fidanzatino conteso scatenò la reazione delle donne che si presentarono in via Capuana. Adesso le due donne sono state rinviate a giudizio. Il 26 settembre avevano suonato al citofono dell'appartamento e dicendo al gruppo di donne di scendere in strada per parlare. Appena le hanno viste avrebbero cominciato a minacciarle di darle fuoco e poi lo hanno fatto, hanno cosparso di benzina il corpo di Giusy e poi hanno propagato il fuoco usando un accendino. La vittima ha riportato ustioni di primo e secondo grado sul 20% del corpo. Il processo si aprirà subito dopo l'estate. Adesso ci fermiamo e la linea torna ad Angelo Gagliano. Grazie. Allora Lorena, come sempre a quest'ora, collegamento con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Oggi siamo a Siracusa, c'è l'ispettore Corrado Paolo Sipala. Buongiorno ispettore. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sicilia orientale, sezione di Siracusa. Vediamo la situazione della viabilità sulle strade principali. La mattinata ci consegna una situazione piuttosto tranquilla, non si segnala alcuna criticità sulle strade di nostra competenza e registriamo sempre le consuete i consueti incolonnamenti dovuti al traffico intenso dell'ora di punta. Sulla 18 in diramazione dallo svincolo di San Gregorio in direzione sud verso Catania Centro. Poi per quanto riguarda invece la rete autostradale, la Messina-Palermo, la 20 non si registra alcuna criticità. Sulla 19 la Catania-Palermo invece occorre prestare particolare attenzione e guidare con prudenza a causa della presenza dei molteplici cantieri stradali. La 18, la Messina-Catania, abbiamo delle code in uscita al casello di San Gregorio in direzione Catania per traffico intenso. Per quanto riguarda la 01 Catania Siracusa Modica, sul tratto tra Avola e Cassibile ricordiamo che in direzione nord è stato riaperto, tuttavia persiste il divieto di transito ai mezzi pesanti con una massa a pieno carico superiore ai 7,5 tonnellate. Per quanto concerne invece le strade statali più importanti, registriamo i consueti rallentamenti sulla strada statale 121, quindi la Catania-Paternò, in corrispondenza del tratto compreso tra Piano Tavola e Mister Bianco, sempre in direzione Catania. Infine le solite nostre raccomandazioni. Raccomandiamo l'uso delle cinture di sicurezza, il rispetto dei limiti di velocità, evitiamo di fare delle manovre di sorpasso azzardate e soprattutto evitiamo l'uso del cellulare se questo non è connesso il più volte con Bluetooth, con l'autovettura. Ricordiamo che il cellulare o una risposta al cellulare può aspettare, la vita no. Per cui a questo punto non ci rimane altro che augurarvi buon viaggio e buona strada. Dalla Polizia Stradale di Siracusa al compartimento Sicilia orientale è tutto. Buona giornata. Grazie all'ispettore Corrado Paolo Sipala, una buona giornata, l'appuntamento a domani. Adesso invece vediamo la situazione viabilità sulle strade di Catania. Qui le immagini ci portano in via Vincenzo Giuffrida, il traffico è sostenuto, però mi pare di poter dire che non ci sono ingorghi particolari. Situazione adesso che andiamo a vedere sulla circonvallazione di Catania, dove i rallentamenti sembrano più evidenti, le auto addirittura in alcuni momenti si fermano per le code, quindi in direzione Policlinico, in direzione Mister Bianco c'è in questo momento un po' di traffico. Diamo uno sguardo anche alle immagini che ci portano sull'Etna. Eccola qui, l'Etna, una leggera fumata, degassazione, attività quasi normale per il vulcano. Stamattina il cielo è azzurro e terso e l'immagine molto chiara. Grazie allora
Ci fermiamo adesso per una breve sosta, fra poco torniamo da Lorena Dolci per vedere invece le notizie sui quotidiani nazionali, notizie non solo italiane ma anche internazionali. Bentornati a Buongiorno Sicilia, il momento dei quotidiani nazionali. Lorena. E ovviamente l'apertura di tutti i giornali nazionali, o forse di quasi tutti, è dedicata alla tregua raggiunta ieri fra Israele e Iran, una tregua fragile, forte, lo vedremo nei prossimi giorni. Per Repubblica, Israele-Iran, la tregua regge, il cessate il fuoco dopo 12 giorni di guerra, l'ira di Trump, e poi vedremo insomma che ira per le violazioni, blocca i raid su Teheran e Tel Aviv. E invece il Corriere della Sera parla addirittura con più ottimismo, guerra finita, decisiva la spinta del leader USA, lo Stato ebraico, l'attenzione adesso torna su Gaza. Per La Stampa invece punta sul vertice NATO, armi l'Unione Europea, si inchina a Trump. Perché si inchina? Perché la NATO, l'Unione Europea, ha detto sì alle spese militari al 5%. Ma adesso andiamo a vedere insomma cosa è successo e cosa ha portato a questa tregua. Sono state ore ad alta tensione, poi è arrivato l'annuncio di Trump, è finita la guerra che lui stesso ha definito dei 12 giorni, missili su Israele che minaccia la ritorsione. Donald ha chiamato Netanyahu, gli ha detto fermati subito, il cessate il fuoco tiene per il resto del giorno ma manca la trattativa finale sull'uranio. E qui la vignetta di LK con un Donald Trump particolarmente arrabbiato, insomma, che continua a usare parolacce. Anche qui viene riportata l'ira di Trump, non sanno che puntini fanno, ma la tregua alla fine regge ed è stata questa spinta. E nota a margine, è la prima parolaccia di un presidente, poi un fiume di post, le ore folli delle Takun che pubblicava meme e foto poi modificate. Vediamo qui per esempio, qui scrive Israele non lanciare queste bombe, questa sarebbe una importante violazione, riporta i tuoi piloti a casa adesso, firmato Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. Insomma, un pressing via social molto molto forte. L'accordo, come capita spesso, tutti esultano, tutti hanno vinto, resta il nodo nucleare che nonostante l'euforia di Israele e degli Stati Uniti pare sia stato ritardato solo pochi mesi. La stima dei servizi USA smentisce la Casa Bianca, gli ayatollah escono naturalmente indeboliti, i costi del raid pesano tutti su Netanyahu. Ma è stata anche una guerra a parte breve ma anche anomala, non solo missili, così le ostilità proseguono in modo coperto su opposti fronti. È stata una guerra combattuta anche con spie, basi, omicidi, una vera e propria guerra segreta. Anzi, come qua scrive la Repubblica, addirittura questo è stato il primo conflitto combattuto a distanza grazie a aerei e persone infiltrati, cioè a spie. Mai nella storia due paesi si sono scontrati senza attraversare i confini, separati da 1500 chilometri. Decisive sono state tecnologia e intelligence. La guerra dei 12 giorni sarà studiata per anni, il primo conflitto letteralmente senza confini, perché si è trattato di una incredibile campagna aerea condotta appunto a 1500 km di distanza. Il successo di un modello fondato sull'organizzazione, sull'addestramento e soprattutto sulla supremazia tecnologica, in cui ha giocato un ruolo chiave l'intelligenza artificiale, ma decisiva anche l'intelligence sul campo, una legione straniera di agenti del Mossad, il famoso servizio segreto israeliano efficientissimo, arruolati in mezzo mondo, che si sono inseriti in ogni città della Repubblica Islamica, non soltanto hanno raccolto informazioni, ma hanno portato a termine omicidi mirati nel cuore delle città e accompagnato squadre di forze speciali negli assalti ravvicinati contro radar e missili della contraerea, che nelle prime ore hanno aperto la strada all'irruzione degli stormi. Insomma, il metodo di infiltrarsi in profondità per ottenere risultati strategici con un numero minimo di guastatori, già tra l'altro sperimentato dagli ucraini con i blitz. Che cosa succede adesso?
A Teheran è festa in piazza, dicevamo, per l'Iran è una vittoria, siamo pronti a negoziare, il Presidente celebra l'eroica resistenza senza rinunciare ai loro diritti ed è caccia alle spie, c'è repressione, arresti, resta bloccato WhatsApp. Khamenei, l'Ayatollah è ancora vivo, si era allontanato, viveva in un bunker, reclama alla vittoria e riscrive, per così dire, la storia. Dall'altra parte invece Netanyahu gioisce, anche lui parla di un successo storico che durerà per generazioni. Il primo ministro in TV si vanta dell'esploit militare, nessun accenno al diktat di Washington sulla tregua, possibili nuove elezioni. La sintesi la fa il Fatto Quotidiano, vincono USA e Russia, perché anche la Russia ha fatto il suo pressing, l'Iran quantomeno ha salvato la faccia e può tornare al tavolo delle trattative. E poi c'è stato invece il vertice NATO all'Aia, di cui parlava anche in prima pagina la Stampa. Qui nel dettaglio: Europa chiamata alle armi, l'alleanza verso l'accordo per spese militari al 5%, per la Russia è una minaccia. Donald Trump pubblica un messaggio ossequioso di Rutte e dice che gli diceva: straordinario solo tu. Ecco qua ancora l'Aia, Rutte si inchina a Trump che invece bullizza Sanchez sul riarmo. Ma poi anche qui andiamo a vedere qualche chicca di scenario e qui vediamo allo stesso tavolo Giorgia Meloni seduta con il presidente Donald Trump alla cena, visti un po' tesi, insomma, nonostante l'evento della cena, certamente lo scenario non è dei più belli. E che cosa succede però anche diciamo, nei nostri mercati? Cosa succede? Ecco qua, andiamo a vedere. Adesso lo vediamo con un po' di pazienza, vediamo Eccolo qua, siamo arrivati, ogni tanto il tablet fa qualche scherzo. Che cosa succede? Perché il petrolio scende ma la benzina resta cara? Ecco, un po' se lo chiedono in tanti, la risposta è questa, che il prezzo dei carburanti dipende più dalla capacità di raffinazione che dal greggio, e quindi anche se il prezzo del petrolio scende, tutti gli altri oneri aumentano, e poi naturalmente c'è chi ci specula e diciamo rallenta, ritarda nel abbassare nuovamente i prezzi. Questo per quanto riguarda lo scenario, ormai possiamo dire, dell'ultima guerra, perché ce ne sono in successione, quello fra Israele e Iran. Ha detto Netanyahu adesso l'attenzione torna su Gaza, a Gaza è l'inferno, scrive la Stampa, e lo racconta un sopravvissuto, il padre del bimbo di 8 anni a cui è stata salvata la vista. Non ci sembra vero non sentire più le bombe, così il mio Asad è tornato a vivere. Ma torniamo adesso alla cronaca italiana con quella storia di Anastasia e questo Kaufman che le impediva, racconta alla famiglia, di parlare con i suoi familiari. I tabulati confermano che Kaufman, la donna è piccola poi trovata morta a Villa Pamfilia, avevano dormito in questo parco romano nelle 2 settimane prima dei delitti. Qui ritroviamo ancora, come vedete in tutti i quotidiani nazionali, la storia della hostess che già vi abbiamo raccontato, e poi c'è anche un altro giallo, quella del costumista morto durante le riprese di Partenope, e spunta l'ipotesi del delitto. L'uomo lavorava per Sorrentino, per l'autopsia ci sono ferite compatibili con un'aggressione, per il fratello non si trattò di suicidio. Questo è il Corriere della Sera che, come vedete dalle mappe, ci annuncia un'estate da bollino rosso. Ci sono 6 città a rischio, caldo a 40 gradi, l'allerta sia per luglio che per agosto. Vedete, questo è luglio in cui la mappa bollente è addirittura estesa all'Europa ma anche oltre, ad agosto un po' più ridotta, e forse in Italia riguarda soltanto il nord Italia, paradossalmente più del sud, che normalmente è la terra del caldo. C'è un'altra curiosità: Emiliano, presidente della Puglia, diventerà a settembre papà, avrà il 4º
figlio. Papà ha 66 anni, non stupisce nessuno, le madri age invece sono accusate di egoismo, e questo, diciamo, una vicenda che svela spesso i pregiudizi di genere. E poi tutti citano Charlie Chaplin, che divenne papà, diciamo, oltre gli 80 anni. Andiamo avanti. Un comitato etico e più cure palliative, la legge sul fine vita spacca la politica, la bozza della maggioranza parla di soluzione equilibrata, l'opposizione insorge, invece è una vergogna per la dignità umana. E poi andiamo a vedere la storia di, insomma, lo ricordiamo tutti, quelli che abbiamo una certa età, Kabir Bedi, ancora mi chiamano Sandokan, racconta: sono stato un monaco buddista, la notte in cui dovetti scegliere tra la Lollo e la mia fidanzata, un volto, insomma, che è rimasto nella memoria di tutti gli italiani grazie a quella fortunatissima serie. E poi, per concludere, Perino, addio, è morta Alvaro Vitali, è morta a Roma a 75 anni per una broncopolmonite, noto per tutte le commedie sexy, però fu scoperto e amato da Fellini, poi divenne re degli incassi con le commedie sexy, fino a diventare, insomma, cadere in una sorta di dimenticatoio. E qui lo vediamo nella sua tipica immagine di Pierino con il fiocco e il grembiulino a scuola. Grazie qua. Lorena, torneremo ai quotidiani più avanti, intanto ci fermiamo, ci sono le previsioni meteo da vedere. E poi subito dopo il primo degli argomenti della mattinata di oggi parleremo dello spopolamento record in Italia, ma anche in Sicilia in particolare. A dopo. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si rinforza ulteriormente l'anticiclone mercoledì sull'Italia, con tanto sole su tutte le regioni, caldo e afa in intensificazione, qualche isolato temporale di calore sulle vette alpine. In Sicilia i cieli saranno sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. La ventilazione debole di brezza e il mare generalmente quasi calmo. Le temperature saranno piuttosto elevate, anche se con valori inferiori rispetto ad altre zone d'Italia, le massime contenute entro i 33-34 gradi sulle aree interne. Poi giovedì si rinforza ulteriormente l'anticiclone sul Mediterraneo, dunque avremo ancora cieli sereni o poco nuvolosi su tutta l'isola, con ventilazione generalmente debole. Il caldo e l'afa tenderanno leggermente ad aumentare, i valori massimi infatti toccheranno punte di 36-37 gradi sulle pianure interne, qualche grado in meno lungo le aree costiere interessate dalle brezze marine. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Allora, eccoci di nuovo in studio, in collegamento con noi questa mattina abbiamo Leonardo Lapiana, buongiorno, il segretario generale della CISL Sicilia. Buona giornata, grazie. Buongiorno a voi, grazie. Per essere con noi a Buongiorno Sicilia. Allora, il tema di oggi è quello dello spopolamento record che sta vivendo l'Italia. Partiamo da questo per arrivare poi anche al problema siciliano, che forse è quello più serio, perché diciamo i numeri già dal 2023 nella nostra regione evidenziavano che le cose non stavano andando per il meglio da un punto di vista, diciamo, della presenza di popolazione sul territorio. Che cosa succede? Ma succede che finalmente si parla di questo tema, che è un tema fondamentale, un tema che molti preferiscono non affrontare perché non riguarda il prossimo futuro, ma riguarda un futuro che arriverà fra 10, 15, 20 anni, ma su cui è chiaro che si sviluppa, diciamo, un po' il modo nostro di agire, il modo di agire delle nostre regioni, della nostra nazione. Io credo che i dati dello spopolamento ci dicono che bisogna fare urgentemente qualcosa, perché se non si fa qualcosa noi mettiamo a rischio complessivamente la tenuta, che non è solo una tenuta economico-produttiva né una tenuta complessiva dello Stato, della regione, c'è anche una tenuta di natura sociale. I dati ce lo confermano, e se il ministro Giorgetti ha fatto un'operazione di questo tipo di comunicazione, parlando di uno spopolamento previsto in maniera sostanziale entro il 2050, significa che noi abbiamo un problema ulteriore, perché la Sicilia è sicuramente tra le regioni a maggior rischio. Questo vale per le aree della nostra Sicilia, ma prevalentemente vale per le nostre aree interne. Sì, e proprio di questo le volevo parlare, cioè delle aree interne, perché sono i comuni siciliani
circa il 70% dei comuni siciliani ad avvertire e a soffrire di questa vera emergenza. Però diciamo che queste famiglie si spostano dall'entroterra verso, diciamo, centri urbani, e chi soffre sono le piccole realtà. Si rischia che insomma, diverse comunità possano scomparire. Assolutamente sì, perché quello che non è stato fatto fino ad adesso è una politica seria sulle aree interne. Il tema è come far restare le persone lì. Le persone restano nelle aree interne nella misura in cui hanno dei servizi, restano nelle aree interne in cui si creano occasioni di lavoro. Allora noi potremmo immediatamente dire che si può fare qualcosa, cioè non è che non si può fare niente. Pensiamo per esempio al turismo di nicchia, quello che metterebbe insieme un turismo che le racchiude tutte queste aree interne, rispetto però ad un progetto in cui si lavora insieme. Pensiamo per esempio a tutto quello che si potrebbe fare nell'ambito della parte ambiente, pensiamo all'utilizzo per esempio delle nostre risorse dei forestali in questa regione, in una realtà spesso delle aree interne dove c'è necessità di tutto questo. Pensiamo soprattutto a quello che si può fare rispetto al potenziamento del welfare. Una famiglia decide di andare lì se le condizioni di vita sono quantomeno uguali a quelle delle grandi città, perché deve compensare in un certo senso quello che è il costo dello spostamento. Allora dobbiamo creare delle condizioni che possono essere messe in campo. Per questo motivo, tutte le volte in cui siamo seduti ai tavoli di partenariato con la Regione, cerchiamo di differenziare quelle che sono le necessità delle aree interne rispetto a quelle che sono le aree metropolitane. Vedete, questo che sembra un concetto così semplice, poi in realtà quando lo si va ad applicare, quando si discute su questi temi, è un po' più complicato, perché anche in questo caso c'è da fare una politica per far ritornare la gente sulle aree interne, non bastano i programmi. La Piana, lei prima citava il ministro Giorgetti, ministro dell'Economia. Nella sua relazione parla di indicatori preoccupanti e avverte che questa transizione demografica in realtà non è soltanto un problema numerico, ma si tratta di emergenza sociale da una parte e economica dall'altra, perché il discorso è quello che si vanno come diceva lei prima, ad impoverire ampie aree non solo della nostra regione ma del Mezzogiorno in generale. Pensare che, diciamo, da qui al 2050 3 milioni e mezzo circa di abitanti scompariranno dal Mezzogiorno, quindi sono numeri importanti. Sì, ma questo ci dà l'idea di quello che accadrà se scompaiono questi numeri dal Mezzogiorno. Significa che complessivamente dall'Italia, diciamo, questo ci fa capire quanto questo impatta sulla parte sociale. Pensiamo per esempio a come le aziende dovranno poter lavorare in territori come questi, a come poter attrarre quelli che sono i nostri investimenti, a come poter far fronte a questa forma di innovazione di cui tanto si parla. Il rapporto BES del 2024 di Istat ci dice che c'è una criticità complessiva negli indicatori di benessere equo e sostenibile per tutte le nostre città metropolitane, Palermo, Catania e Messina. Perché dico questo? Perché gli indici di qualità della vita che sono sostanziati su economia, ambiente, salute, infrastrutture, ci danno l'idea che c'è qualcosa che deve modificarsi. Noi abbiamo provato e proviamo ogni giorno a dire che bisogna concentrarsi adesso sul grande utilizzo di quelli che sono i fondi che stanno arrivando, i fondi europei, così come i fondi POFES, così come tutto ciò che riguarda per esempio il PNRR. Ci accorgiamo da questi dati che abbiamo numeri impietosi che ci dicono che bisogna fare immediatamente qualcosa. Su questo chiaramente la nostra organizzazione, la CISL, punge ogni giorno gli assessorati regionali, però ci accorgiamo che serve fare qualcosa di più perché il tempo stringe e purtroppo non abbiamo capito una cosa importante, che per realizzare una società nuova bisogna radicalmente cambiare quello che stiamo facendo fino ad adesso. La Piana, interventi mirati su cosa in particolare? Lavoro, istruzione, servizi, la spesa sociale, la vostra visione? Sì, allora intanto bisogna puntare molto sulle politiche attive del lavoro e soprattutto fare in modo che i giovani possano restare qui. Noi abbiamo fatto una proposta concreta che riguarda questa nostra regione, che dice che se vogliamo veramente che si attui lo statuto della regione Sicilia, noi dobbiamo fare in modo che le imprese che lavorino qui versino qui le proprie tasse.
Allora cosa succede? Succede che se noi facciamo questo possiamo creare un fondo per l'occupazione giovanile. Questo renderebbe attrattiva la nostra regione assieme ad un parco complessivo di investimenti che è necessario fare. Ed c'è una cosa incredibile, per esempio Palermo è una città che tutti coloro che lavorano in smart working ritengono la più idonea per poter lavorare in questa modalità. Nel frattempo però gli imprenditori che fanno parte di una catena produttiva che ha a che fare con l'Europa, col mondo, dicono che non ci sono le condizioni necessarie per poter fare innovazione. Allora questa dicotomia che viene a crearsi ci dà l'idea di una Sicilia che ha tante potenzialità ma che sono ovviamente anche inespresse. Noi abbiamo assolutamente la necessità di lavorare anche sul sociale. Noi stiamo facendo una proposta perché guardiamo con attenzione i distretti sociosanitari. Oggi sono in balia della minore o maggiore attenzione dei sindaci capofila, cioè nel senso ci sono dei sindaci un po' più portati su queste materie che stanno lavorando. Noi diciamo, se i distretti sociosanitari avessero una personalità giuridica noi potremmo garantire un'equità di servizio in tutte le aree e siccome abbiamo tantissimi distretti sociosanitari in Sicilia molto diversi tra di loro, significa che noi rischiamo, così come stiamo verificando in questo momento, che la qualità del servizio, prevalentemente nelle aree interne, ma anche in alcune periferie delle grandi città, non è adeguata rispetto a quelli che sono gli standard. Tutto questo ci serve per poter dire che in un momento in cui si parla di missione 6 e missione 5 del PNRR, per ciò che riguarda prevalentemente la sanità, nel momento in cui si parla degli obiettivi che la Regione Sicilia si sta determinando anche con l'utilizzo dei fondi europei, significa che tutte queste risorse devono essere tutte convogliate e devono essere utilizzate per il meglio. Altrimenti rischiamo soltanto di spenderle male o di non spenderle e caricare sulle spalle della nuova generazione dei debiti che chiaramente di cui si potrebbe assolutamente fare a meno. La Piana, per chiudere, abbiamo visto quello che significa verso cosa stiamo andando, cioè 2050 meno 3,4 milioni di abitanti nel mezzogiorno, nel 2080 addirittura 8 milioni. Allora, è un processo questo che non si può mettere in moto da oggi a domani, però si deve in qualche modo, ci si deve dare dei tempi. Ci si deve dare dei tempi, bisogna farlo nella maniera più veloce possibile e soprattutto bisogna creare politiche che possano interpretare quelli che sono i bisogni delle persone e delle famiglie. C'è un tema di fondo, il motivo per cui non si fanno figli è perché c'è un tema che riguarda il lavoro delle donne, c'è un tema che riguarda la parte relativa alla gestione dei figli nei primi anni di vita, non ci sono le condizioni adeguate affinché le persone possano avere quelle modalità per poter sviluppare delle azioni propositive sia dal punto di vista della maternità ma anche e soprattutto da un punto di vista dell'essere protagonisti nel mondo del lavoro. Noi non possiamo privare le persone di tutto questo, quindi noi abbiamo necessità di intervenire immediatamente, però le politiche devono essere politiche mirate, significa politiche strategiche che riportino le persone a stare prevalentemente sulle aree interne della nostra regione e facendo sì che quello che mettiamo in campo abbia una prospettiva di lungo periodo. Ecco, se mi posso permettere, io credo che noi abbiamo la necessità di ampliare l'orizzonte del nostro modo di essere e soprattutto abbiamo la necessità di guardare complessivamente a questa regione rispetto a un futuro che sta arrivando. Le cito solo un argomento: intelligenza artificiale. Sarà una delle questioni su cui molti giovani potranno continuare a restare qui, lo potremo fare solo ed esclusivamente se considereremo l'impatto che l'intelligenza artificiale avrà sul mondo del lavoro attuale e anche non attuale e soprattutto su quello che l'intelligenza artificiale avrà sul mondo dell'innovazione e quindi delle nuove professioni. Noi non possiamo pensare che il futuro di questa terra si basi sulle cose che sappiamo, dobbiamo fare un passo avanti ed è quello che la CISL sta provando a fare, nonostante sappiamo che sia un processo difficile, ma questo dobbiamo dire perché il futuro dei ragazzi, il futuro delle nostre nuove generazioni non si crea soltanto con gli slogan, servono due cose, il lavoro, e il lavoro si crea se delle imprese decidono di investire qui, ma si crea anche se la pubblica amministrazione spende i soldi che vengono utilizzati per poter essere investiti. E poi serve sicuramente credere in una terra che ha tante potenzialità e soprattutto sviluppare un turismo, l'agricoltura, l'ambiente, l'energia per
verso condizioni nuove senza mettere no, che sono no preclusivi, ma poter lavorare con una partecipazione complessiva delle organizzazioni. Su questo credo che la CISL stia dimostrando in questi anni di voler stare assolutamente ai tavoli di trattativa, comunque questi si possono creare, perché vuole ovviamente ragionare su quello che è il futuro ottimale per la nostra regione. Grazie a Leonardo Lapiana, segretario generale della CISL Sicilia. Abbiamo parlato dello spopolamento record che vive l'Italia, il Mezzogiorno e la Sicilia in particolare. Grazie, adesso ci fermiamo ancora e fra poco parleremo di un tema di grande, di grande interesse, perché cercheremo di capire che cosa significa montare semplicemente una telecamera in giardino oppure magari all'interno di un cortile della nostra abitazione. Quali sono i rischi? Lo faremo con un docente universitario, tutto questo fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, vi do un aggiornamento dalle agenzie. Nell'ambito di un'attività coordinata dalla Procura del Capoluogo etneo, agenti del Centro Operativo della Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania, eseguendo un decreto di perquisizione personale e informatico, hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne che, residente nel catanese, è stato trovato in possesso di un'ingente quantità di materiale pedopornografico, circa 2000 video, nell'ambito dell'indagine avviata proprio dal Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia. E adesso do il benvenuto, buongiorno, al professore Giampaolo Bella. Grazie per essere con noi, che è docente di Cyber Security all'Università di Catania. Stamattina, professore, parliamo insomma, siamo abituati a vedere dentro casa nostra, anche all'esterno, nelle pertinenze, queste videocamere, queste webcam, molto spesso collegate al nostro sistema di casa Wi-Fi, che ci danno un senso di sicurezza e di protezione. Ma è così veramente? Giusto di sicurezza? Chiaramente, diciamo, questa notizia è venuta alla ribalta in questi giorni. Abbiamo letto sulle testate nazionali dei problemi di divulgazione indebita di video, però il problema alla comunità, a noi, diciamo, del settore è noto, non ci siamo stupiti più di tanto. Ecco, mi lasci dire che lo sapevamo, ecco, un po' come sappiamo che un escavatore potrebbe estrapolare un bancomat, sapevamo che le telecamere possono essere violate. Lo insegniamo all'università, ci lavoriamo, ci giochiamo per motivi etici. Sono una finestra, un punto di accesso. Possono esserlo perché, se non ben configurate, potrebbero essere abusate anche da malviventi, come è stato riportato in questi giorni. Quindi il problema della sicurezza e della protezione del dato è immenso, e in particolare lo è in ambito domestico, con le telecamere, ma non solo, anche con tutti gli altri dispositivi che abbiamo a casa. Allora, cosa bisogna fare fondamentalmente? Quando pensiamo di installare una videocamera, una webcam a casa nostra, la prima accortezza qual è? Ma allora, mi lasci dare un'accezione così di consapevolezza generale. Questa benedetta cybersicurezza e protezione del dato non è più un accessorio, in fondo non lo è mai stato, secondo me, ma forse appunto alcuni lo considerano ancora tale, ma non lo è. Un po' come quando hanno inventato la prima macchina, la prima automobile, magari si sono resi conto che dopo un paio di metri c'era bisogno di salvaguardare le persone con un sistema frenante. Allora dobbiamo capire che se abbiamo un dispositivo interconnesso come una telecamera, come Alexa, come una lampadina smart, non possiamo pensare di usarla e basta, ma abbiamo bisogno di metterla in sicurezza, ovvero di mettere noi stessi in sicurezza, perché, come mi faceva notare, le immagini personali sono riservate, sono dato personale. È una violazione della privacy, no? Assolutamente, ed esiste un regolamento europeo, no? Esattamente, anzi l'Europa è all'avanguardia in questo senso, esattamente relativo alla protezione del dato personale. Anzi, mi lasci notare che il regolamento dice regolamento per la protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. Un po' come dire che il sistema frenante di un'automobile è per la protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il loro corpo. E quindi si vede che la protezione, il trattamento del dato personale
assurge ad elemento di protezione della persona, un po' come era diciamo, la protezione della persona fisica per mezzo dei freni dell'automobile. Allora, acquistata una videocamera, che facciamo? Arriviamo a casa, cosa dobbiamo fare? Esattamente, allora la prima golden rule, regola diciamo per tutti i dispositivi, è avere dispositivi moderni, ma non nel senso esclusivamente del design, moderni nel loro funzionamento. Cominciamo a leggere di aggiornamenti software. Stiamo vedendo qualcosa, eh? Esatto, quest'idea sta un po' entrando, diciamo, nella pubblicità e anche nella cultura delle persone. Ti diamo questo dispositivo e ti promettiamo tot anni di aggiornamento software. Che vuol dire? Quello è un valore importante. Significa che il produttore si impegna a tenere il dispositivo aggiornato dal punto di vista dei programmi che esegue, e aggiornato vuol dire consapevole delle eventuali vulnerabilità che il mondo conosce. Quindi io produttore lo aggiorno, conosco le vulnerabilità, aggiorno il sistema affinché sia robusto contro quelle vulnerabilità note. Quelle ignote, chissà. Quello chiaramente bisogna fare sempre attenzione ed essere sempre molto, molto vigili. Una curiosità che mi viene leggendo anche un po' di informazione. Chi installa queste videocamere all'interno della propria abitazione e non dovesse rispettare determinati parametri di protezione rispetto agli apparati, incorre in sanzioni, incorre in rischi di denuncia anche? Intende l'installatore? No. La persona, diciamo, fisica. Io arrivo, compro questa videocamera, la installo, però non metto una password, diciamo, di grande sicurezza. Non mi garantisco la sicurezza totale, diciamo così. Allora, il primo problema è nei confronti propri, come abbiamo visto, i propri sistemi, e quindi alla fine il wifi domestico, la propria abitazione potrebbe essere abusata, quindi a discapito di chi installa i dispositivi. Ma c'è anche quest'altra accezione alla quale lei allude, perché i miei dispositivi, nel momento in cui fossero compromessi e quindi pilotati da un malvivente che possibilmente sta dall'altra parte del mondo, potrebbero essere usati per montare attacchi più complessi verso un sistema che sta da un'altra parte nel mondo. Queste cose le abbiamo viste, anche queste esistono nella letteratura. Di fatto i nostri dispositivi, se non protetti, siccome hanno comunque capacità di calcolo, potrebbero essere utilizzati per costruire un esercito di zombie informatici al servizio di questo malvivente per scopi ancora peggiori. E le ricordo che le lampadine smart, le prese smart non fanno eccezione. Alexa, il mio team ci ha lavorato moltissimo. E tutto quello che noi abbiamo accanto, tutto quello che ci circonda è una possibile finestra verso il mondo esterno a rischio di violazione, ma nel contempo noi possiamo fornire dati a chi utilizza questi, diciamo, dati a fini, diciamo, illegali. Esattamente, più in generale in maniera molto semplice, no? Qualunque dispositivo interconnesso, a cominciare dalla centralina per innaffiare il prato di casa mia, o il monitoraggio remoto del sistema antifurto che faccio attraverso il mio cellulare. Qualunque sistema interconnesso va messo in rete, va messo in sicurezza. Noi in questo momento in laboratorio stiamo giocando con degli spazzolini smart vuol dire quelli che poi monitoriamo con il cellulare per vedere, con la connessione wifi, dice, cosa posso fare? O Bluetooth, e con delle tazze smart, ovvero la tazza, io voglio il latte a una certa temperatura perché sono difficile, come privarcene oggigiorno o comunque domani. Imposto dal mio telefonino. Esatto, ne deriva, secondo il paradigma generale che dicevamo un attimo fa, che anche questi dispositivi potrebbero essere abusati per sé, ma lei potrebbe dirmi chi se ne frega se un attaccante mi cambia la temperatura della tazza. No, ma non solo questo, potrebbero diventare vettore di accesso al nostro wifi domestico, come per esempio abbiamo dimostrato con una banale lampadina smart. Allora, purtroppo l'argomento è interessantissimo, ma il tempo, ahimè, è davvero poco. Però, da questo punto di vista, l'Università di Catania, lei più volte lo ha accennato nel corso di questa nostra chiacchierata, è molto attenta a queste difficoltà, diciamo, e alla protezione di tutti noi. Siete veramente operativi su questo fronte. Ci ha spiegato un paio di progetti, ma ce ne sono altri su cui state lavorando? Sì, stiamo lavorando per esempio sulle automobili.
anche un'automobile non fa eccezione, perché quello è un grande rischio, l'automobile. Esatto, perché l'automobile adesso è un nodo di rete, un altro computer, peraltro con capacità di calcolo e servizi molto avanzati, certamente più forbiti di quello che era la centralina dell'acqua del Prato. E quindi raccoglie un sacco di dati personali nostre, le preferenze di guida, i luoghi in cui ci spostiamo, le preferenze dell'infotainment, musicali, addirittura anche degli account, perché io posso fare l'accesso, diciamolo, a Google o ad altri sistemi attraverso l'automobile, oppure anche le regolazioni ambientali dell'automobile sono dati personali. Le lascio pensare al fatto che in base alla regolazione del sedile, o se il cicalino suoni o meno, o che temperatura del climatizzatore uso, io potrei essere profilato in termini di salute, se peso troppo, se tengo l'aria condizionata troppo fresca, o potrei essere profilato relativamente a patologie, o se mi reco in un laboratorio di dialisi ogni volta con una frequenza, perché possiamo anche tracciare il GPS. Quindi ne deriva che incrociando questi dati in maniera semmai abusiva e malevola, ma speriamo di no, potremmo essere profilati davvero in maniera profonda. Quindi l'automobile, anche lei, va messa in sicurezza. Professore, lei ci apre stamattina, ci ha aperto, anzi ci ha confermato quelli che erano, diciamo, delle nostre perplessità, dei nostri dubbi sul fatto che ormai siamo, non dico spiati, forse sì, costantemente, c'è un grande fratello costante nella nostra vita. Noi proviamo a lottare contro l'ipotesi di questo grande fratello, ma come dicevo prima, se abbiamo prodotti obsoleti e quindi non aggiornati, non irrobustiti dal punto di vista software, quel rischio aumenta. Se il nostro installatore magari non è competente, perché, mi lasci dire, basta che funzioni, la telecamera si vede, puoi accedere, funziona sta roba, allora rischiamo. E quindi dobbiamo acquisire, come dicevo prima, anzitutto questa consapevolezza del problema, la consapevolezza che la protezione del dato personale, non lo dico io, è protezione della persona, e quindi fare molta attenzione non solo al fatto che le cose funzionino, ma che funzionino in piena sicurezza. Grazie al professore Giampaolo Bella, docente di Cyber Security all'Università di Catania. Faremo magari più avanti qualche altra chiacchierata. Grazie per essere stato con noi. Ci dobbiamo fermare ancora. Breve sosta, poi di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Rieccoci, siamo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso è il momento di parlare di un libro dal titolo La bellezza nel destino. Buongiorno, con noi stamattina c'è Urbano Barberini, che è scrittore, anche attore e non solo. E non solo, sì. E non solo. In Sicilia per fare conoscere questo libro e anche per fare conoscere la nostra regione al figlio. Sì, il libro è dedicato al mio bambino che ho avuto in tarda età, insomma, che si chiama Maffeo, ed è un libro sulla bellezza. Possiamo farlo vedere sull'importanza, non so quale telecamera. Ecco, abbiamo una slide, ecco, pronta. La bellezza, noi siamo italiani, la bellezza ci riguarda, noi abbiamo siti patrimonio dell'umanità quasi 55, mi sembra tanti quanti ne ha la Cina, in Sicilia ce ne sono ben 7. Questa bellezza è una fonte di identità e di orgoglio enorme, ma anche una responsabilità, perché noi siamo, al contrario della Cina, un paese fragile e la bellezza è continuamente sotto attacco, soprattutto il contesto. Noi spesso vediamo qualcosa di meraviglioso e diciamo «Mamma mia, che meraviglia!» Ma come hanno fatto a costruire quella cosa così schifosa accanto a quella meraviglia? Ecco l'importanza del contesto, di cercare di preservare la bellezza, perché la bellezza ha un valore anche economico, non solo identitario. E quello che io cerco un po' di spiegare a mio figlio, e lo porto in Sicilia, perché quale regione è più importante della Sicilia? Insomma, è una terra straordinaria. Diciamo... C'è un patrimonio immenso, interessantissimo, anche perché è molto variegato, sono tante culture che si intrecciano, e c'è un patrimonio che, come in altre regioni d'Italia,
è a volte trattato molto bene. Io ho visto Ibla, ho visto Siracusa, Ortigio, ho visto delle cose meravigliose, però a volte si vedono anche delle costruzioni, dei progetti che ne diminuiscono il valore, perché come ci ricordava Philippe Daverio, la bellezza è un capitale, ha valore economico, non solo ci fa sentire meglio, ma ha un valore economico, e quindi rovinarla, roviniamo il nostro patrimonio. Questo libro ripercorre 4 secoli di storia, Sì. attraverso una serie di, anche la storia di alcuni pontefici. Sì, soprattutto del pontefice che ha segnato un po' la famiglia Barberini, Urbano VIII, che a 55 anni, figlio di venditori di tessuti nella provincia di Firenze, diventa papa. Diventa papa, uno degli uomini più potenti del mondo, quindi era uno piuttosto in gamba, si è fatto largo fra le grandi famiglie romane, i Colonna, gli Aldobrandini, e con la sua capacità e la sua intelligenza è diventato papa. È diventato papa con un progetto preciso, cioè ridiamo centralità a Roma, che ne aveva persa. C'era stata la riforma protestante, c'era stato il sacco di Roma da parte di Carlo V, il Supremacy Act di Enrico VIII, che ha detto va bene, non mi fate divorziare da mia moglie, mi faccio la mia chiesa, eccetera, eccetera. E a questo punto Roma perdeva centralità. Lui ha avuto un'idea intelligente, ha detto ricreiamo centralità attraverso la cultura e attraverso l'istigazione di un gruppo di artisti straordinari, Bernini, Borromini, Andrea Camassei, Pietro da Cortona, ha creato quel movimento che all'inizio si è chiamato in maniera dispregiativa barocco, ma che poi si è diffuso in tutto il mondo e che ha fatto recuperare a Roma e all'Italia centralità politica, perché la cultura è anche una leva politica. Ricordiamo che c'era Luigi XIV, il Re Sole meraviglioso, che diceva mi mandi per favore al Papa, gli diceva mi mandi Bernini per favore che devo farmi fare un bel busto, e poi dice sì te lo mando, però aspetta, parliamo di quella cosina lì e di quell'altra. Quindi la cultura come mezzo di forza, di leva politica, questo è un punto su cui noi italiani dobbiamo riflettere parecchio. Quindi oltre a quella che è la dimensione storica, ci sono anche diversi elementi autobiografici. Molto, perché poi c'è tutta, diciamo, la mia di vita che mi sono adoperato per cercare di rimettermi in sesto da una infanzia complicata, i miei genitori, il matrimonio è collassato molto presto, denunce reciproche, insomma situazioni complesse, ed io che mi butto nel mondo del lavoro per cercare di recuperare in qualche modo una mia indipendenza, perché avevo un grande cognome, ma pochi soldi e poca autostima. Quindi attraverso il lavoro mi sono un po' ricostruito. All'inizio mentendo, perché a un certo punto un regista mi vide a 19 anni che mi muovevo con una certa eleganza in una festa al Grand Hotel di Roma e mi disse ma scusi, lei sa recitare? E io dissi sì. Come no? Mentivo. Dopo 2 settimane mi sono trovato Vediamo qualcosa qui. Sì, questo è quello di Lizzani con Barbara Bobulova, perché poi ho recuperato, dopo le brutte figure iniziali che ho fatto perché ero veramente negato, poi ho recuperato, mi sono appassionato molto al teatro e ho fatto compagnia con Franca Valeri per 25 anni, la grandissima Franca, a cui anche il libro, ed ecco qui sono nell'ultima commedia che abbiamo fatto a Spoleto, scritta da lei nel 2015, che si chiamava Il cambio dei cavalli, una commedia straordinaria perché lei ha 95 anni, oltre a battersi, ecco questa è l'ultima volta che Franca è stata in palcoscenico. La nostra grandissima Valeri, siamo venuti varie volte qui in Sicilia con vari spettacoli e lei è stata, come dire, il coronamento di una carriera che era iniziata molto molto male. Allora, questo libro incuriosisce parecchio. Speriamo. L'invito ovviamente che facciamo noi è alla lettura, perché la bellezza, come diceva prima, è nel destino. Sì, è nel nostro destino. E allora in bocca al lupo per
Viva il lupo si dice adesso, perché siamo amici anche dei lupi. Anche dei lupi, e speriamo magari di incontrarci più avanti per un altro bel libro. C'è qualcosa che vuole... Adesso c'è il nuovo spettacolo che si chiama Barbari, Barberini e Barbiturici, tragedie ridicole di un principe sulle spine, che spero di riuscire a portare in Sicilia. Ecco, questo faccio un appello. Allora magari ci rivediamo in quell'occasione. Va bene, se grazie. si dovesse concretamente proprio realizzare. Grazie per essere stato con noi ad Urbano Barberini. Noi ci fermiamo, ma per pochissimo. Ci sono le pillole dell'almanacco, prima di andare poi a scrutare le stelle come facciamo tutte le mattine. A Buongiorno Sicilia. Il 25 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale del marittimo. La Confederazione Italiana degli Armatori, nota anche come Confitarma, si unisce alle celebrazioni per rendere omaggio alle lavoratrici e ai lavoratori del settore, che quotidianamente svolgono un ruolo strategico per assicurare l'operatività delle navi e quindi garantire il trasporto di passeggeri e il commercio internazionale. Sapete come si chiama l'acceleratore di particelle più grande e potente mai costruito? Si chiama Large Hadron Collider, si trova al CERN di Ginevra e in poco più di 15 anni di carriera ha dimostrato l'esistenza del bosone di Higgs e battuto tutti i record di energia per le collisioni tra particelle. Ma c'è già chi pensa al futuro ed un nuovo acceleratore è in fase di costruzione. Dovrebbe raggiungere la lunghezza di 91 km contro i 27 del precedente, per sostituirlo intorno al 2040. Eccoci di nuovo insieme, lo vedo già, è collegato con noi. Buongiorno Marco Amato. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. È una tazzina con un pianoforte attorno, con i tasti di un pianoforte, diciamo così? Esatto. Sì. C'è un grande della musica, oggi parliamo di un altro grande della musica. Dal Boss. È come grande, tanto da essere soprannominata appunto The Boss, ovvero Bruce Springsteen. Ebbene, esce proprio in questi giorni la seconda traccia di The Lost Album, ovvero un progetto che ripercorre un po' tutta la carriera di Springsteen, ma che annovera anche delle tracce che sono rimaste un po' sconosciute, un po' meno sotto i riflettori, e che adesso l'autore propone. 87 pezzi. È un progetto che celebra appunto, non è un caso che si chiami Lost Album, una fine carriera gloriosa e importantissima. Ebbene, Springsteen è della bilancia ed è proprio l'opposizione di Saturno che spinge i bilancia a fare un po' un resumé di un percorso di vita. Il collezionismo e la precisione con cui ha progettato questa uscita di album invece dipende dai suoi pianeti in Vergine. La Vergine è segno anche del collezionismo e della catalogazione, quindi un regalo stupendo per tutti noi, perché è un catalogo musicale che celebra la carriera di questo grande artista. E ora parliamo di stelle. Oggi è una giornata fortunata perché, come ho scritto su tutti i tableau, oggi è la giornata con la luna più fortunata dell'anno, proprio perché la luna si fa nuova in Cancro. Il Cancro è il segno della luna, è potentissimo. Nel Cancro ci sono anche il Sole e Giove. Giove è il pianeta della fortuna, quindi non solo gode di tutte le energie solari, ma anche della grande fortuna di Giove. I segni che saranno più baciati dalla fortuna saranno chiaramente il Cancro, lo Scorpione e i Pesci, gli Acqua, ma va benissimo anche per due segni zodiacali a cui predico da tempo che le cose vanno meglio, ovvero Toro e Vergine. E gli altri che fanno? Scopriamolo insieme, ve lo racconto. Ariete, per voi un nobilunio di quadratura, per cui dovete pensare un po' a qualcosa che riguarda una ristrutturazione di casa, ma di vita più che altro. Toro, arriva finalmente una fase fortunata, una fase
che vi lancia in un progetto positivo, nuovo e che vi lascia finalmente contenti i gemelli. Per voi è tutto davanti agli occhi, la chiarezza adesso è massima e potete optare per una scelta carrieristica e professionale che vi lancia in un mondo molto più strutturato e complesso come lo sognavate. Cancro, oggi siete i protagonisti della giornata, ma oggi per voi inizia proprio la fortuna, la parte più bella di quest'anno, inizia proprio il vostro anno fortunato, quindi auguri, in bocca al lupo. Leone, per voi c'è un'attenzione un pochino più interiore, perché quella luna vorrà farvi rinascere all'interno della vostra coscienza, facendo anche una disamina dei vostri percorsi personali. Vergine, ottimo per voi, proprio perché tutto quello che avete intorno sembra di nuovo essere tornato a funzionare. L'amore, il lavoro, la squadra, gli amici. Quindi godetevi questo momento senza pensarci troppo. Bilancia, per voi di quadratura, per cui l'analisi che dovete fare è molto più complessa, perché dovete cambiare totalmente strategia, approccio e anche forse qualche persona nella vostra vita. Scorpione, un bellissimo trigono di luna nuova e di Giove vi convince che finalmente il peggio è passato, che tutto è superato, che adesso state bene e vi fa correre verso dei nuovi amori. Sagittario, per voi la complessità di questo aspetto sembra distante, ma è proprio Giove, il vostro pianeta, che è toccato, per cui per voi c'è una grande positività. La vostra fortuna sta tutta Perché c'è nella questa cosa di Palermo che devo dare. Viaggio e progetto. Capricorno, per voi è di opposizione, quindi dovete un po' pensare a come ricollocarvi nel mondo e fare una revisione dei vostri approcci. Acquario, fantasia a tutto spiano, belli e al centro dell'attenzione. Pesci, ottimo per voi, inizia finalmente l'estate che volevate sognare, quella serena e paga di tanti successi che avete ottenuto. E detto questo, auguro una splendida fortuna e una splendida luna a tutta la Sicilia. Buongiorno. Grazie Marco, a domani. E allora adesso c'è un'agenzia, un aggiornamento dall'ANSA, gli investigatori del Servizio Centrale Operativo del Sisco, della Guardia e della Squadra Mobile di Palermo, assieme anche al nucleo PEF della Guardia di Finanza di Varese, hanno arrestato 11 persone nell'ambito di una indagine degli uffici di Milano e Palermo della Procura Europea. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al lavaggio dell'IVA intracomunitaria, al riciclaggio, al reimpiego e all'autoriciclaggio. I reati sono aggravati dal favoreggiamento alla camorra e anche della mafia. Andiamo da Lorena adesso. Sì, 2 le operazioni antimafia che già è annunciato oggi. Allora vediamo come spiegare alla mafia ai fumetti. Lo fa questa interessante iniziativa editoriale con questa graphic novel intitolata Da che parte stai? È una graphic novel, cioè appunto un romanzo a fumetti, da un'idea di Pietro Grasso. La lotta a Cosa Nostra può essere intrapresa solo imitando gli adulti. L'idea è che non si sceglie mai di essere eroi. In fondo gli eroi esistono solo se immaginati da qualcuno. Il linguaggio della graphic novel è quello più vicino a parlare ai ragazzini, è un'operazione editoriale coraggiosa e collettiva. A firmarlo è tra l'altro Maurilio Grasso, figlio dell'ex magistrato Pietro Grasso. Grazie Lorena, ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia anche per oggi, torniamo domani e come sempre ci lasciamo in musica. Auguri a tutti voi di una buona giornata.